Grazie a tutti voi per avermi invitato e grazie per essere qui. Oggi si sta per concludere questo tour del Veneto, siamo andati in giro ovunque, stiamo facendo tappe, ogni 2 ore tocchiamo un comune. E allora io vi voglio dire che l'importanza di avere liste nelle città come Spinea, come siete voi andati, siete entrati in consiglio comunale, come sarà a Dolo, come sarà a Venezia, è molto molto importante, perché persone che si mettono in gioco per un progetto bello, rivoluzionario, è qualcosa di straordinario e fondamentale, e se non ci siete voi che fate queste liste, che fate la partecipazione vera sul territorio, perché i consiglieri comunali poi sono proprio di frontiera, di trincea, non guadagnano niente, fanno un lavoro per la collettività incredibile, si mettono a disposizione degli altri, è il senso stesso del nostro essere in Parlamento, di essere rete. Se non ci siete voi qui non possiamo esserci noi lì, ed è questo significa il Movimento 5 Stelle, fare una rete di partecipazione collettiva per fare un cambio e una rivoluzione culturale. Quando ci dicono non avete fatto niente, non avete cambiato niente, non è vero, perché l'Italia sta cambiando ogni giorno di più. I cambiamenti veri, quelli sani, avvengono giorno per giorno, goccia a goccia, e mentre prima non c'era un consigliere comunale, un consigliere regionale, non esistevano luoghi di aggregazione e di partecipazione, sembrava tutto distrutto, oggi abbiamo una forza parlamentare fantastica, una forza europea, migliaia di consiglieri comunali in tutta Italia, migliaia di persone che al di là delle liste, al di là delle candidature si muovono sul territorio per parlare di comunità, per parlare di acqua pubblica, di gestione vera e seria dei rifiuti, no agli inceneritori e sia la raccolta differenziata, tutti i progetti che abbiamo elaborato negli anni come Meetup e poi come Movimento 5 Stelle. E in Parlamento vi assicuro che sta cambiando tutto grazie al Movimento 5 Stelle, stiamo finalmente dando un esempio diverso a tutto il Paese. Il sistema ti chiede due cose, o ti vuole inglobare e non ce l'hanno fatta perché siamo qui come siamo entrati 2 anni fa, o ti vuole cacciare, e stanno provando a cacciarti, ed è per questo che tutto il Parlamento si è unito contro il Movimento 5 Stelle. Ma voi vi immaginate quando siamo entrati e abbiamo detto per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che rinunciavamo a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali? Queste persone ci hanno visto come degli alieni, hanno detto rinunciate a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, non è possibile, non ci credo, e invece l'abbiamo fatto e abbiamo spinto tutti i partiti a fare lo stesso, e quando una persona dentro il Parlamento, un gruppo così, dà l'esempio, i cittadini fuori dicono ma perché non lo fai anche tu? E allora hanno dovuto fare per forza una legge, uno schifo di legge, ma l'hanno dovuta fare, del 2 per 1000 ai partiti politici, abolire i rimborsi elettorali. E nel 2014 ci sono state le dichiarazioni di reddito dei cittadini che davano i soldi per esempio al Partito Democratico, e invece dei 10 milioni di euro all'anno che il Partito Democratico con una legge fatta da lui si consegnava, per la prima volta ha avuto 199.000 euro nel 2014, niente. E molto probabilmente nel 2015 avrà 80.000 euro, nel 2016 avrà 30.000 euro, nel 2017 10.000 euro, nel 2018 niente. E siccome il PD non è un partito ma è una banca che vive con i soldi pubblici, nel momento in cui portiamo a zero il finanziamento dei cittadini al Partito Democratico, il Partito Democratico vi annuncio che nel 2018 sarà chiuso, è finito. E infatti è una promessa, ma sta nei fatti. E che cosa succede? Infatti che oggi il Fatto Quotidiano, l'ho visto a Portogruaro, titola i partiti, siccome non hanno avuto un euro dai rimborsi elettorali, tutti, ragazzi un attimo solo, siccome non hanno avuto un euro alla fine dal 2 per 1000, si stanno preparando per fare un'altra legge per inserire il finanziamento pubblico ai partiti, perché hanno capito che con le donazioni dei cittadini non ce la possono fare. Tutto l'arco parlamentare, tranne noi che abbiamo rinunciato anche al diritto di avere il 2 per 1000, ha avuto in totale nel 2014 circa 350.000 euro, mentre prima
prendevano 100 milioni di euro. 100 milioni di euro contro 350 mila euro. E poi qualcuno dice che non sta cambiando niente. Stanno tremando perché sta cambiando tutto. Non era possibile prima che un presidente di commissione come sono io, eletto il 6 giugno 2013, rinunciava a tutto il suo stipendio da presidente di commissione, 26.000 euro all'anno, che le spese della commissione di rappresentanza, 4.000 euro, non fossero mai state toccate. Io non le ho toccate, il bilancio è zero, è rimasto lì. Le auto blu, mi hanno sempre detto andrai con l'auto blu tanto. Il parco macchine della Camera dei Deputati per il Presidente della Commissione è composto da circa 15 auto che tu puoi chiamare quando vuoi. Ho rinunciato il primo giorno in cui sono stato eletto e la Commissione poi ha un fondo, aveva un fondo di circa 30.000 euro all'anno ed tutti gli anni, le scorse legislature è stato sempre usato tutto questo fondo. Per la prima volta, dopo 2 anni di legislatura e di presidenza del Movimento 5 Stelle, abbiamo usato 280 euro. Ma è aumentata la produttività della Commissione, è aumentato il numero di commissioni che si fanno, è aumentata la qualità del lavoro. Perché quando tu levi l'interesse, levi i soldi, ma lo fai perché ci credi, perché lo vuoi fare, perché vuoi rimanere coerente ogni giorno, ogni minuto con quello che tu hai detto in campagna elettorale su tutti i palchi di questo Paese, e nessuno di noi ci vuole mettere la faccia su quello che abbiamo detto perché ci crediamo fino in fondo, lo portiamo avanti ogni giorno. E avevo detto che sarebbe diventata la Commissione di vigilanza la commissione più trasparente del Parlamento, e 2 settimane fa abbiamo approvato una delibera che ho scritto io e finalmente tutti gli atti sono online e scaricabili dai cittadini da Parlamento.it. È finito che è tutto segreto, che le cose si fanno a 2, interrogazioni, interrogo la RAI risponde ed è una questione privata tra parlamentare e dirigente RAI, è tutto quanto online. E quando ho messo tutto online dopo l'applicazione della delibera, la RAI mi ha chiamato e ha detto scusa, puoi cancellare quello, non pensavo che ce la facesse a mettere tutto online, puoi cancellare quel rigo perché non mi andava. Non cancello niente, è tutto online e tutto tutti potete scaricarlo da 2 settimane. È finito e sta cambiando tutto. Prima che arrivassimo noi in Parlamento, la web TV della Camera dei Deputati, gli accessi alla trasparenza della Camera dei Deputati erano di poche centinaia di migliaia di persone. Oggi in un anno i click sono milioni, stiamo aprendo il Parlamento come una scatoletta di tonno. Siamo stati i primi a denunciare i lobbisti che quando c'è la legge finanziaria sono tutti fuori le porte della Commissione bilancio, lì a spingere il Partito Democratico, Nuovo Centrodestra, la Lega, anche la Lega che fa questo grande show da popolo, e poi il suo segretario Salvini va in giro a 15.000 euro al mese di stipendio pubblico parlamentare dicendo i soldi, dicendo la casta. Ma che cosa puoi dire quando tu rappresenti quella casta? Quando per 20 anni hai lavorato come consigliere comunale di Milano, sei stato sempre un politico, non hai mai rinunciato a un soldo, e i tuoi in questo momento stanno prendendo 67 milioni di vitalizi, e invece di contrastare la casta che è nel tuo partito contrasti un'altra casta. Invece siete la stessa cosa. Chi può contrastare la casta in questo nome? È solo il Movimento 5 Stelle, che rinuncia agli stipendi, a metà degli stipendi, e finanzia un fondo per il microcredito, 10 milioni di euro, e oggi un'azienda al mese, un'attività produttiva al mese, un'impresa al mese per sempre sarà finanziata con circa 25-35 mila euro. Non si era mai sentito nella storia dell'umanità che con gli stipendi dei parlamentari si poteva finanziare un'impresa, e per farlo abbiamo dovuto dormire 2 giorni e 2 notti fuori il Ministero dell'Economia. Per restituire i soldi abbiamo dovuto protestare. E chi è che dice no allora? Chi è che dice no? Il dialogo sono parole che non c'entrano niente, non significano niente. Che cosa significa non dialogate? Io non dialogo quando tu non vuoi fare l'interesse della collettività ma vuoi fare gli interessi personali. Il dialogo è un'altra cosa. Se sei in Parlamento, il dialogo sono solo ed esclusivamente per gli interessi nazionali, partendo dalle persone che soffrono di più. E se non vuoi dialogare così, allora il dialogo non ha nessun senso, è una parola vuota. È una parola vuota come quando dicono inceneritori, quando dicono termovalorizzatori invece sono inceneritori, quando dicono rimborsi elettorali invece sono finanziamento pubblico che
I cittadini italiani con un referendum hanno abolito, ed è chiaro che oggi non gli danno i soldi, perché avevano già detto no tramite un referendum. E quando un Parlamento non rispetta il referendum, che è il massimo istituto di partecipazione democratica di un popolo, e allora sono sovversivi, sono eversivi. E noi invece qui in piazza, con i gazebo, la raccolta firme, senza un soldo, con i consiglieri comunali che fanno un lavoro eccezionale, ci stiamo riprendendo il paese dal basso, e loro delle volte non se ne accorgono, pensano che è tutto finito, e invece è una storia che è appena cominciata, e tra 10 anni, 5 anni, loro non ci saranno più. È chiaro che ci saremo noi, loro sono una proiezione che deriva dal passato. Ma è già passato, è già passato, e noi dobbiamo crederci a questo. È chiaro quello che sta succedendo, è chiaro. Allora vi dico a tutti di non mollare, di non cedere di un solo centimetro, di invadere i comuni, di fare fiato sul collo, di parlare di acqua pubblica, perché noi abbiamo vinto il referendum dell'acqua pubblica e nessuno ce la può portare via, perché abbiamo vinto il referendum, gli italiani hanno scelto, hanno deciso, e non ci sarà uno Zaia, non ci sarà un Caldoro che potrà portare via l'acqua pubblica a tutti i cittadini, perché stiamo facendo una rivoluzione. E una rivoluzione, per essere una rivoluzione seria, è lenta e richiede responsabilità ogni giorno di ognuno di noi, responsabilità personale e responsabilità collettiva. Io mi sono scocciato di ascoltare e di sentire persone che danno responsabilità sempre all'esterno, alla società. Che cos'è la società, se non siamo noi qui in questo momento? La società non è qualcosa di esterno da noi, è qualcosa di interno a noi, è quella che noi ogni giorno costruiamo, e più società costruiamo migliore, come noi la vogliamo, e siamo responsabili di questo, più costruiremo una migliore e una bella collettività, un bel Parlamento che ritornerà centrale in quello che si è, in quello che si fa, ritornerà il valore morale dell'architettura costituzionale, e ce la stiamo andando a riprendere tutto ogni giorno. E vi dico un'ultima cosa: come siamo entrati in quel Parlamento il 15 marzo del 2013 a testa alta, potendo guardare negli occhi tutti i cittadini come possiamo farlo adesso, ne usciremo a testa alta potendo dopo 5 anni guardare tutti negli occhi. E se usciremo in questo modo, con questa coerenza, con questa forza, con tutte le leggi che abbiamo scritto, la prossima legislatura sarà invasa da milioni e milioni di cittadini consapevoli, e saranno il governo di questo Paese. Quindi io vi dico davvero coraggio, 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 che è solo l'inizio di una storia fantastica. Grazie Roberto. Oggi ho qui anche il compito di presentare alcuni dei nostri candidati, ovviamente a cui lascio questo compito. Compito ingrato, ormai ha illustrato tutto già Roberto dei lavori parlamentari, non scendiamo nei dettagli anche perché non c'è moltissimo tempo. Invito qui Enrica Cheldi, Enrico Chiuso, venite. Ho visto Anthony Candiello e Marco Genovese. Ci siete? Ecco, così vi presentate, perché il Movimento 5 Stelle, come ha detto Roberto, è un cambiamento. In Veneto abbiamo avuto i primi comuni a 5 Stelle, abbiamo Mira qua vicino, Sarego in provincia di Vicenza, che è passata al primo turno, lì è stato proprio il primo comune. Stiamo facendo un tour nei comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle, è uscito sul blog il successo di Pomezia, che ha risanato il debito pubblico del comune lasciato dai precedenti partiti politici, 200 milioni di buco, adesso è in attivo di 4 milioni. Solo perché sono entrati cittadini onesti che fanno gli interessi dei cittadini. E noi vorremmo anche, chissà, il sogno di avere un Veneto a 5 Stelle, perché il Veneto sì, parlano funziona bene, poi se andiamo a vedere nelle pieghe dei bilanci potremmo scoprire cose fantastiche. Io immagino, già vedo un altro Mose, la Mestre Orte, che siamo riusciti a stoppare, abbiamo la prossima settimana una mozione, loro hanno stoppato, però se l'avete stoppata veramente votateci a favore. Quindi noi siamo sempre propositivi e vorremmo esserlo anche per la Regione, per portare il Movimento 5 Stelle nel Veneto a governare questa Regione, perché ha bisogno di gente nuova. Dopo le amministrazioni Galan, adesso Zaia, che la continuità di Galan, stanno rubando senza dirvelo. Vi presento i candidati regionali. Partiamo da Enrica.
Grazie. Una cosa semplice, proprio la mia parola d'ordine per queste elezioni regionali è onestà. Noi siamo tutte persone oneste, incensurate soprattutto, non abbiamo carichi pendenti e quindi avrete almeno la certezza di poter, sia oggi, sì, cattivo, di avere in Consiglio regionale delle persone semplici come voi. Io sono onorata, emozionatissima e cosa posso dire? Partecipazione, perché purtroppo chi vince queste elezioni sono sempre gli astensionismo e gli astensionisti. Di conseguenza quello che vi posso dire è di darci fiducia e veramente credere in noi, perché siamo persone come voi, nel vero senso della parola, ve lo dico proprio con il cuore, ecco. Grazie. Per il tubaggio basta una croce sul simbolo Movimento 5 Stelle, che è sempre stato lo stesso, non è mai cambiato, non si è nascosto dietro una lista civica come hanno fatto negli anni passati, continuano a fare gli altri partiti. Anche per le regionali abbiamo la lista Zaia Presidente e poi la sua lista collegata a Lega, quindi si nascondono dietro un simbolo. Adesso prendo Marco Genovese. Sì, salve a tutti, sono Marco Genovese, abito a Venezia e niente, io ho in mente quello che ho letto ieri sui giornali, è una cosa che a me fa vergognare di essere in questo paese. Cioè, leggo c'erano due notizie che sono veramente vergognose. La prima, quelle sul tesoretto scoperto da Renzi, chissà dove l'avrà scoperto, magari sotto il materasso. In realtà si tratta di una specie, chiamiamolo un trucchetto contabile, cioè dei calcoli fatti in base al rapporto tra deficit e PIL che sono stati migliorati dello 0,1%, niente po' di meno, con 1,6 miliardi che sono una bazzecola a livello di bilancio italiano, nazionale, e che adesso praticamente per settimane faranno 100.000 ipotesi su come verranno utilizzati per aiutare qualcuno, ma con 50 milioni tolti da sanità e da spesa sociale per fare regalini, per comprare un pulmino per la squadra di calcio dove abita quel consigliere là, per aggiustare un pochino la cupola della chiesa dove abita quell'assessore regionale. 50 milioni tolti alla sanità, di promesse elettorali per farsi votare. Ecco, la gente deve svegliarsi, non deve più accettare queste cose, deve ribellarsi a tutto questo. Non dobbiamo più cercare favori, quelli che sono diritti, non sono favori. E ultima cosa, invito tutte le persone a darsi da fare. Pensate, se 100 persone dedicassero mezz'ora al giorno a studiarsi un documento o a venire a un banchetto, 100 persone mezz'ora al giorno, ok? Fanno 4 giorni di persone che lavorano 12 ore al giorno. Cioè, se ognuno dedicasse una mezz'oretta, noi saremmo pieni di persone che ci aiutano. Noi abbiamo bisogno di aiuto, non possiamo fare da soli, altrimenti diventiamo politici vecchio stampo, e noi non vogliamo diventarlo, vogliamo che la gente partecipi e ci aiuti concretamente con il lavoro. Grazie. Enrica parlava di onestà, noi abbiamo liste pulite da sempre, chiediamo al casellario giudiziario, senza quello non ci possiamo presentare. La Moretti ha detto adesso farà l'autocertificazione dei propri candidati, non so, perché forse ha qualche dubbio su qualche candidato. E un'altra cosa, i 2 mandati, perché come diceva che sono fatte le regalie di fine legislatura con l'ultima finanziaria regionale. Noi facciamo 2 mandati a qualsiasi livello. Io posso fare adesso il parlamentare, magari il prossimo farò il consigliere regionale, non lo so, o il consigliere comunale, e poi basta, ho fatto il mio servizio, lascio il posto a qualcun altro. Il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare però da questa legislatura 2 mandati anche per i candidati regionali. Chissà che non sia il Movimento 5 Stelle che abbia dato questo input. Ma se ci copiano le cose buone a noi va bene lo stesso. Qui accanto a me Enrico Chiuso da Salzano. Grazie, no. Salve, che se ci copiano almeno scelgano l'originale invece che la copia. Insomma.
Allora, senza far tanti parole, senza far tanti discorsi, perché non sono abituato, una cosa che non hanno già detto gli altri, vi spiego cos'è il movimento, cosa ho visto questi ultimi giorni. Allora, ieri ci siamo trovati assieme a un altro paio di candidati che si occupano di agricoltura. Io so che parla di agricoltura magari a Spinea, dove tra un po' per costruire ancora Sopaica, no? Perché non c'è più niente. Però sforzatevi di capire cos'è l'agricoltura, quello che mangiate e bevete tutti i giorni. Insomma, adesso siamo in regime, dal 1° aprile sono finite le quote latte. E ci siamo trovati con i presidenti di CIA, di Coldiretti, di Confagricoltura, di Aprolav, e ci siamo trovati ieri in una stanzina a porte chiuse, eravamo in 10 in tutto, a parlare del futuro del latte, di come sistemarli in Veneto, di cosa far per loro. E alla fine dell'incontro, dopo 2 ore che abbiamo l'europarlamentare, c'era Marco Zullo, c'era la Silvia era in collegamento, abbiamo provato a lavorare il massimo possibile, alla fine all'1 abbiamo finito, e il presidente di Confagricoltura ci dice: guarda, vi devo dire una cosa che ho apprezzato, noi siamo venuti qui, niente telecamere, niente giornalisti, niente foto, solo blocchi, appunti, carta e penna, gente che lavorava, gente che scriveva. Cioè, sta voglia di ci sono cose da fare, vanno fatte, però avete voglia di fare e ascoltate quello che abbiamo da dirvi. Io ho visto Fico c'è qua, ma non ci sono giornalisti, non ci sono TV, non ci sono giornali. Insomma, la concretezza c'è una radio, ringraziamo la radio Spinea perché siamo in collegamento streaming. Allora, anche a Martellago hanno aperto un cantiere l'altro giorno, tante foto, Zai ha fatto i cantieri, tutti i fotografi, i giornalisti. Io ci sono salito per provare questa autostrada venerdì sera che sono andato a Padova. Credo che a parte me e quel casello di voi non l'abbia ancora preso nessuno. Cioè, non siamo contro le grandi opere, ma almeno le opere utili e che servono. Insomma, grazie a tutti. Salve, ma direi che di problemi qui ce ne sono parecchi. Io sono Antonio Candiello, Anthony per chi mi conosce, sono di Marghera, quindi qui molto vicino, e seguo i temi dell'ambiente da molto tempo. Sappiamo che sono criticità molto forti, siamo una delle aree più inquinate in assoluto, e tra l'altro i venti prevalenti sapete che vengono un po' da questa parte, e quindi c'è un lavoro grosso da fare, tra l'altro un lavoro in termini di obiettivi, di prospettive, perché qui siamo in un territorio che non ha ancora capito la sua vocazione, quindi dobbiamo riprogettare praticamente il prossimo futuro, e abbiamo anche visto qual è il futuro che prospettano alcuni. Grosso sistema di gestione rifiuti, questa è una delle linee su cui hanno provato, possibilmente rifiuti tossico-nocivi, l'operazione Alles, l'operazione STE, la stessa grossa discarica di Malcontenta, tutta una serie di operazioni che vanno in quella direzione, oppure la grossa logistica portuale, quella spinta dalla linea di Paolo Costa, oppure ancora un sistema di trasporti con un sacco di camion, Ecco, io credo che queste linee siano anche delle linee che producono poca occupazione, come anche le centrali elettriche. A un certo periodo, un momento sembrava che si sarebbero costruite un sacco di centrali elettriche perché conveniva a tutti riconvertire le vecchie industrie chimiche in produzione di energia elettrica, dove si guadagna molto. Questo non conviene alla popolazione, ma non conviene neanche in termini economici. Sono mercati che non producono lavoro, sono a bassa intensità di lavoro. Io dico che dobbiamo riprogettare insieme come comunità, ed è il tentativo che si è fatto in questo territorio. Sono delle belle esperienze di condivisione delle scelte, di opposizione a scelte ritenute inopportune come quella di inceneritori industriali, l'SG31, di operazioni stradali come le Orte Mestre, che finalmente è arrivato anche al governo l'idea che forse un tipo di operazione di quel tipo non aveva senso. Di fatto dobbiamo disegnare un nuovo futuro. Come? Semplicemente spostando le risorse. Se mettiamo 10 miliardi sull'Orte Mestre, 1 miliardo su un ospedale che in 20-30 anni costa, se le mettiamo su opere stradali, se mettiamo sull'offshore da 2,5 miliardi di euro, sono cifre enormi. Con cifre di questo tipo si fanno operazioni. Tra l'altro ricordiamoci che sono cifre a debito, quindi quello che devo dire, abbiamo capito che si può fare in regione, ma non si può fare a livello di comuni e forse neanche a livello di Stato, è ripensare la destinazione delle risorse per ridisegnare il futuro. Bene, per questo siamo qui, perché la regione è il contesto appropriato. Ecco, finisco qui, vi ringrazio.
paziente, lascio le chiusure al padrone di casa. Allora, solo per dare un piccolo segnale di quello che anche noi stiamo facendo qui a Spinea, proprio in queste settimane, se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere la stampa, è forse venuto a conoscenza del fatto che anche qui a Spinea, come in altri posti, sembra strano, abbiamo un sacco di case chiuse, di appartamenti in affitto, di nuove costruzioni vuote. Però qua a Spinea abbiamo un'emergenza abitativa di persone che hanno difficoltà a trovare casa perché non hanno possibilità né di affittarla né di comprarla. C'è una lunga lista d'attesa, siamo riusciti come movimento a entrare in questo argomento, avevamo chiesto alla commissione apposita per trattare questo argomento, la prima seduta è stata fatta saltare per mancanza del numero legale. Abbiamo richiesto di ripresentare la commissione e ci volevano convocare a porte chiuse. Noi non sappiamo cosa volessero trattare a porte chiuse, perché non capiamo se queste cose qua sono cose che riguardano tutti e sono argomenti che dovrebbero essere di pubblico dominio e tutti i documenti devono essere consultabili liberamente. Quindi abbiamo insistito e siamo riusciti a fare convocare questa commissione a porte aperte. È stata tenuta l'altro giorno e poi c'è stato fatto anche un lungo articolo sull'argomento che ha citato tutta una serie di numeri, 177 persone in lista d'attesa, solo 3 appartamenti e proprietà del comune di Spinea, che devono essere anche alcuni ristrutturati per consentire alle persone di poter usufruire. Quindi su questa cosa qua stiamo avendo una grande attenzione e cercheremo di portare avanti questo lavoro. È un lavoro faticoso, rilancio l'appello sempre ad aiutarci, perché ci serve anche l'aiuto, le informazioni che ci portano le persone, l'aiuto che possono darci anche con le loro esperienze, le loro capacità. Ricordo 3 cose. Stiamo raccogliendo le firme, se qualcuno vuole firmare siamo qui. Secondo, voglio ringraziare il Bacio Nero che ci ospita sempre con grande generosità e voglio ringraziare Radio Stereo 98 che ci ha garantito questo supporto tecnico e anche il collegamento online sulla Radio Stereo via web. Ringrazio tutti, un ultimo saluto. No, chi non l'avesse ancora fatto può firmare per la lista regionale, visto che noi, non avendo rappresentanti in regione, dobbiamo raccoglierle.